Se i genitori sanno che ci sono delle situazioni spiacevoli o rischiose, hanno l'obbligo per legge e morale di avvisare le forze dell'ordine e soprattutto di non lasciare andare il figlio a mettersi nei guai come ahimè è successo. È duro il sindaco di Treviso Mario Conte dopo lo sfogo della madre del quindicenne picchiato da due coetanei sabato pomeriggio nella centralissima via Canova. Il ragazzo, a cui il primo cittadino manifesta la propria solidarietà, ha riportato la frattura del setto nasale tanto da dover essere operato. Per lui la prognosi è di 30 giorni. Secondo la donna è inaccettabile che in una città come Treviso accadano episodi del genere e a rincarare la dose ci pensano il suo legale, Fabio Crea, insieme al circolo territoriale di Fratelli d'Italia e la consigliera PD Antonella Tocchetto. Tutti invocano maggiori controlli, maggiori risorse e maggiore impegno da parte del comune, ma Conte non ci sta. Vedo che ci sono anche avvocati che siedono al banco dell'opposizione e non, che approfittano di queste situazioni, di questi episodi certamente spiacevoli per strumentalizzare un po' la questione, però credo che in questo caso il problema sia proprio quella mamma, che uno giustifica il figlio, due ha nascosto il fatto che c'era un regolamento dei conti e tre si è preoccupata prima di parlare con le istituzioni di parlare con i giornali. Questo è esattamente l'atteggiamento sbagliato dei genitori e quindi io credo che sia corresponsabile questa mamma, tant'è che sarà anche mia cura segnalare queste dichiarazioni al prefetto perché le ritengo davvero molto gravi. Ognuno si assuma le proprie responsabilità, sbotta di fatto il sindaco che fin dalla prima ora si era rivolto alle famiglie per arginare le problematiche legate alle liti e agli scontri tra ragazzi. Ribadisco l'impegno totale da parte dell'amministrazione nel lavorare unitamente alle forze dell'ordine e al prefetto per risolvere questo problema che è un problema sociale.